È un progetto fulcro della catena di soccorso che nasce dal volontariato, motore della cultura delle emergenze. Si chiama PMA, acronimo di posto medico avanzato, presidio irrinunciabile per la selezione dei pazienti attraverso il triage, e nasce sulla scorta dell'esperienza maturata in occasione della tempesta Vaia e delle grandi nevicate delle passate stagioni. La presenza sul territorio vasto come il nostro e con 1000 problematiche che viviamo tutti i giorni, il valore del volontariato nel soccorso in ambulanza, ma pensiamo al soccorso alpino, ai vigili del fuoco volontario, il mondo del volontariato in sé legato al soccorso, è una base importante. Non risolviamo noi, abbiamo bisogno dei sanitari, abbiamo bisogno del SUEM, però noi siamo un supporto utile. 260.000 euro per l'acquisto del materiale, quanto i volontari di SEAS Comelico Superiore hanno chiesto per la messa a punto del posto medico avanzato del Cadore alla Regione Veneto. Il posto medico avanzato fa parte del dispositivo di risposta alle grandi emergenze, agli incidenti maggiori che la Regione prevede per ogni provincia, quindi in questo senso è perfettamente in linea con quella che è la programmazione regionale. Un apparato da affiancare a quello quotidianamente gestito dalla centrale 118 di Pieve di Cadore, ha detto il direttore del Dipartimento di Urgenza ed Emergenza dell'ULSS Dolomiti Giovanni Cipolotti. Certo, ora più che mai è necessario strutturare la grande famiglia del volontariato e la parola d'ordine è lavorare insieme, un concetto fisiologico per poter raggiungere gli standard richiesti. E su quanto sia fondamentale l'opera del volontariato in ambito sanitario lo dimostra l'intervento di domenica scorsa per l'incidente mortale accaduto alle porte di Belluno. Il caso ha voluto che noi stessimo partendo per un servizio da Auronzo, la nostra macchina in divisa, e ci siamo trovati lì. Però sapere immobilizzare un arto o a dare una mano agli infermieri e ai medici che sono intervenuti in maniera compiuta forse vale qualcosa di più di qualcuno che non lo sa fare.